Anche quest'anno non è mancata l'iniziativa promossa da Don Armando Durighetto. In suo ricordo sono state consegnate le arance all'ospedale di San Donà di Piave e alla casa di cura Rizzola. Don Armando, il don del sorriso e del buon umore, ha lasciato a tutti in eredità molte parole, molti incoraggiamenti, ma soprattutto molti gesti di solidarietà che hanno contraddistinto la sua vita. Uno di questi, uno dei doni più conosciuti, è la visita che lui faceva a tutti i pazienti dell'ospedale nei giorni del Santo Natale. Lui, accompagnato da musica ed allegria, faceva il giro consegnando a tutti un'arancia, una benedizione e soprattutto un sorriso accompagnato magari anche da una barzelletta. Don Armando è tornato alla casa del padre, non è riuscito a benedire le arance, ma dal cielo starà sorridendo perché il gruppo, in accordo con il parroco di Caposile, Don Fabio Gobbo, ha deciso di andare avanti, anzi di onorare il suo ricordo proprio con questa iniziativa. La vigilia di Natale sono state distribuite le arance dai Santa Serpris all'ospedale di San Donà di Piave e alla casa di cura Rizzola.